All'interno della prossima edizione del Mandorlo in Fiore, che partirà ai primi giorni di marzo, è stata inserita un'iniziativa dedicata ai malati di Parkinson, denominata Dance Well. Sarà questa un'edizione contraddistinta dalla possibilità che il Parco Archeologico darà a tutti di vivere attivamente giorni di festa che fanno di Agrigento il punto di convergenza di cultura, tradizioni e valori. Un programma ricco di appuntamenti rivolto a tutte le fasce di pubblico, alle quali sono state riservate apposite iniziative che permetteranno agli spettatori di diventare protagonisti dell'evento. Tra queste Danzuelle, inserita e pensata proprio perché il Mandorlo in Fiore sia un momento di gioia partecipativa anche per i malati di Parkinson. Quest'ultimi infatti, attraverso un momento di inclusione rappresentato dalla danza, potranno riscoprire una nuova identità positiva e abilitante che ha come finalità che possono distrarsi e dimenticare la malattia attraverso i ritmi e movimenti che li mettono in relazione, consentendo di allontanarsi dall'isolamento che spesso la patologia determina. Ciò si traduce per l'ammalato in una presa di coscienza secondo la quale una migliore qualità della vita è sempre possibile. La resistenza rispetto al morbo di Parkinson diventa un modo per riesistere, darsi dunque una nuova forma di benessere. Sarà il Museo Griffo teatro degli appuntamenti della Dance Well il giorno 1 marzo alle ore 18 e il giorno 2 alle ore 17:30. Come ci anticipa il direttore Giuseppe Parello, saranno allestiti 2 laboratori di danza, 2 classi gratuitamente aperte a tutti, malati di Parkinson, personale medico, paramedico, docenti di danza, anziani, cittadini, comuni studenti e quanti comunque sono interessati alla danza come momento di integrazione artistico-sanitaria. Quindi il 3 marzo alle ore 20:30, sempre al Museo Griffo, il momento conclusivo di Dance Well, con uno spettacolo dal titolo Oro, l'arte di resistere, da un'idea di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco, che mette in scena, conclude il direttore Parello, un'emozionante performance che coinvolge anche il pubblico presente.